Ieri si è celebrata la giornata mondiale dei poveri. L'iniziativa si è svolta anche nel comune di Santa Margherita del Belice ed è stata promossa dal gruppo di volontariato vincenziano siciliano guidato dal presidente Giovanni Monreale. I pranzi sono stati preparati dalle volontarie, sono stati consegnati a domicilio per via del Covid-19 alle persone più bisognose. Hanno portato il loro saluto il sindaco di Santa Margherita Belice Franco Valenti e la presidente della Commissione Salute dell'Assemblea regionale siciliana Margherita Larrocca Ruvolo. La giornata mondiale del povero e questa attività che il gruppo vincenziano locale fa urla al mondo intero, non solo alle queste piccole comunità, che i poveri ci sono, che non bisogna girarsi dall'altro lato e che, come fa il volontariato vincenziano, ogni giorno si spende per dare assistenza, per dare supporto, per intervenire nel migliore dei modi, non soltanto dando cibo, quindi solo beni materiali, ma anche facendo altro. E con altro intendo le bollette, intendo il vestiario, e poi c'è quella povertà che a volte è una povertà psicologica e oggi più che mai, questo è di fondamentale importanza, una parola di conforto a chi è nel silenzio del proprio dolore. Questo secondo me credo che sia oggi più importante che mai. Siamo qui per ringraziare il volontariato vincenziano, siamo qui per ringraziare il Presidente per tutto quello che fa, per appunto l'esempio che dà in questo momento di particolare difficoltà, e allora è importante esserci ancora una volta. E diciamo che questa esperienza di volontariato a Santa Margherita è un esempio fulgido di come ci si possa interessare degli ultimi, delle persone che hanno bisogno. Oggi ancora di più questo messaggio ritengo che sia importante farlo veicolare, perché dobbiamo stare vicino appunto a chi ha bisogno, non solo, come diceva Margherita, del sostegno economico, ma ha bisogno anche di una parola di conforto, ha bisogno di sentire gente vicina, di sentire il calore umano di gente che cerca appunto di servirli e di servirli al meglio. Il volontariato vincenziano ha portato sempre avanti queste giornate e ogni giorno, in qualsiasi data, in qualsiasi momento, siamo sempre vicini con la carità, perché la carità è immediata. La carità non ha ora, la carità è amore per il prossimo. E quindi quello che voglio, e la mia testimonianza è quella di creare una rete di solidarietà in questo momento di emergenza.